L'esercito a controllare il rispetto dei divieti imposti al transito sulla statale 51 in orario notturno almeno per altri 10 giorni, tanto è il tempo stimato per la riapertura della strada che continua a rimanere sotto stretta sorveglianza. La richiesta è stata portata al tavolo della prefettura, dove la presenza degli uomini in divisa aveva fatto pensare anche ad un giro di vite nei confronti dei furbetti che ignorano a pie pari l'ordinanza dell'ANAS. Esercito dunque in campo per la sicurezza, ma anche a disposizione per il trasporto dei pendolari, nei confronti dei quali più voci si sono alzate in questi giorni. I sindacati hanno fatto la loro parte. Confindustria ha sfoderato l'artiglieria pesante per tutelare lavoratori e imprese. Serve fare di più, ha tuonato la presidente Loren Berton alla guida del gruppo tecnico Grandi Eventi di Confindustria Nazionale. Una strigliata in piena regola per la messa in sicurezza della strada che deve diventare priorità nazionale. Sul punto ha parlato a Venezia anche il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini. Ne ho parlato questa mattina con l'amministratore delegato di ANAS, che rivedrò alla fine di questa settimana. Ci stanno lavorando perché non si può inseguire l'emergenza quotidiana. Ripeto, le Olimpiadi sono fondamentali, però poi è fondamentale la qualità della vita dei cittadini anche a fiaccola spenta, quindi mi sto occupando di questo. Un impegno importante, mentre la situazione all'altezza di Dogana Vecchia resta d'emergenza. Dal Marcora il materiale instabile incombe, la stima è che si tratti di un quantitativo enorme, almeno 100.000 metri cubi di detriti pronti ad essere trascinati a valle dall'acqua che li sospinge. Gianpietro Ghedina, ex sindaco di Cortina, affida ai social la sua richiesta all'amministrazione guidata da Gianluca Lorenzi. Cortina sia capofila per trovare soluzioni nel breve, nel medio e nel lungo periodo, scrive, auspicando che il Comune concorra alle risorse per la realizzazione di un viadotto galleria fra San Vito e Cortina non più rinviabile, stralciando, testuale, l'inutile e impattante lotto 1 della nuova viabilità, la riva a Pollonio da 50 milioni di euro.